inascoltati, invisibili. Incontriamoci e portiamo Crotone in Calabria. La polizia postale di Reggio Calabria ha arrestato un trentenne residente in provincia per aver diffuso su internet materiale pedopornografico. Le indagini sono partite dalla denuncia dei genitori di una minorenne che, conosciuto un 24enne romano dal nick Aldo, si è esibita in atti sessuali attraverso la webcam. Al rifiuto della ragazza di fare nuovi filmati, l'uomo l'avrebbe prima minacciata per poi mettere in rete il filmato. Attraverso i dati telematici si è riusciti ad identificare il trentenne poi arrestato. Frode nell'esecuzione di contratto pubblico e furto aggravato sono queste le accuse con cui i carabinieri di Reggio hanno arrestato i fratelli Calarco, responsabili di una società di movimento terra. Il carcere per Giorgio Calarco, il maggiore dei tre, domiciliari per Rocco e Vincenzo. L'accusa è di aver sottratto 32.000 metri cubi di inerti fluviali dal torrente Catona per rivenderli, approfittando di un contratto pubblico per la sistemazione degli argini. Avvisi di garanzia a funzionari ANAS e tecnici della provincia. Una possibile guerra tra le 'ndrine locali nel Basso Ionio catanzarese. Questa è l'ipotesi degli inquirenti dopo l'omicidio del 35enne Francesco Muccari ad Isca sullo Ionio. A portare su questa pista i ben 4 omicidi ed uno tentato che si sono verificati in meno di un anno. L'escalation di delitti avrebbe origine dall'uccisione a San Vittore Olone, nel milanese, di Carmelo Novella, imprenditore considerato dagli inquirenti capo dell'omonima cosca affiliata ai Gallace di Guardavalle. 2 morti orribili sono avvenute ieri nel Vibonese. Un uomo di 67 anni, Onofrio Cugliari, pensionato, è deceduto in seguito alle ferite riportate dopo essere stato investito dalle lame del motozappa con cui stava lavorando in un terreno di sua proprietà in località Cocari. Il primario del reparto oculistico dell'ospedale di Vibo Valentia, Domenico Catania, 57 anni, è stato trovato invece impiccato nel garage della sua abitazione. Ieri il ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola a Cosenza per inaugurare la nuova sede della direzione territoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La pubblica amministrazione sa essere efficiente, ha buone professionalità, ha capacità per indirizzare il cittadino e rendergli più facile la vita, ha dichiarato Scajola. I fondi FAS per le infrastrutture, ha continuato, ci sono, ma devono essere meglio orientati per risolvere i grandi problemi del territorio. Il ministro ha poi concluso la serata a sostegno della campagna elettorale del PDL. Si è svolta ieri la cerimonia di inaugurazione della nuova caserma della Compagnia della Guardia di Finanza di Sibari, a Cassano allo Ionio, intitolata alla memoria del sottotenente Carmine Perrone, medaglia di bronzo al valore militare. Presente il comandante generale delle Fiamme Gialle, Cosimo D'Arrigo, che ha sottolineato l'importanza dell'inaugurazione in un immobile sequestrato al clan Cirillo, in rapporto all'impegno dello Stato nell'aggressione ai patrimoni delle organizzazioni criminali. È trascorsa a Germaneto la mattinata di ieri del governatore Agazio Loiero, che ha incontrato gli imprenditori, gli studenti ed i docenti dell'Università Magna Grecia e i rappresentanti della polizia. Nel corso degli incontri Loiero si è lamentato delle penalizzazioni subite dalla regione da parte del governo ed ha lanciato l'allarme del rischio Calabria avvertito dalle banche. Loiero poi ha ricordato il suo impegno per fare di quella di Germaneto un'università d'eccellenza. Si è tenuto stamattina al Teatro Apollo di Crotone lo spettacolo teatrale Icaro Young, che accompagna la 10ª edizione del progetto Icaro, la campagna di sicurezza stradale, a cui hanno partecipato, tra gli altri, il dirigente del compartimento Polizia Stradale della Calabria, Vincenzo Ortolano, e il procuratore della Repubblica, Raffaele Mazzotta. La presenza della Lamborghini della Polizia e del Pullman Azzurro sono attenzioni riservate ai 400 studenti provenienti dalle scuole del territorio crotonese che partecipano al progetto. Presentato ieri dall'assessore provinciale allo spettacolo di Crotone il programma della mini rassegna I Love KR Primavera. Il 24 marzo lo spettacolo di cabaret con 3 comici di livello, Giovanni Vernia e Massimo Bagnato direttamente da Zelig e Claudio Batta da Colorado Café. Il 28 aprile l'Acoustic Tour di Fiorella Mannoia. I 2 spettacoli si svolgeranno al Teatro Apollo di Crotone e avranno, come ha sottolineato l'assessore Marino, prezzi molto competitivi. Un protocollo d'intesa tra la provincia di Crotone e l'associazione Calabro-Lombarda è stato presentato ieri nella Sala Azzurra dell'ente intermedio. A presentare l'iniziativa volta a consolidare il rapporto con gli emigrati in Lombardia e promuovere il territorio del crotonese, il capo di gabinetto della provincia Dionisio Gallo, il presidente Stanislao Zurlo, il presidente dell'associazione Alessandro Garofalo e il consultore dell'emigrazione per l'Italia Salvatore Tolomone.